Accampati sul mare. Ferragosto in spiaggia in Sardegna. Tende sulla spiaggia per Ferragosto. Campeggio in spiaggia e tramonti mozzafiato. Sardegna, agosto 2025. Le spiagge della Sardegna, già celebri per la loro bellezza incontaminata, in questi giorni di metà agosto si trasformano in un mosaico di tende colorate, falò improvvisati e voci che si mescolano al rumore delle onde. È il Ferragosto in campeggio, un rito estivo che, tra generazioni, continua a esercitare un fascino irresistibile. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, centinaia di appassionati di mare e avventura si sono riversati lungo le coste più amate, dalle distese sabbiose del Sinis fino alle calette del Sulcis, passando per le lunghe spiagge di Gonnesa e le insenature del Golfo degli Angeli. Lo spirito è lo stesso di sempre, vivere la spiaggia 24 ore su 24, dal tramonto all'alba, condividendo momenti semplici ma indimenticabili. Il profumo della salsedine si mescola a quello delle grigliate serali, mentre il cielo si riempie di stelle e di lanterne di carta lasciate volare come buon augurio. I gruppi di amici montano tende a pochi metri dalla riva, sfidando la brezza notturna, mentre famiglie intere si attrezzano con verande improvvisate e luci a batteria. La spiaggia diventa una piccola città temporanea, con regole non scritte fatte di rispetto reciproco e condivisione. Ferragosto in campeggio non è soltanto vacanza, è una dichiarazione d'amore per il mare e per la libertà. Le giornate scorrono tra bagni interminabili, partite a pallavolo sulla sabbia, escursioni in kayak e momenti di relax sotto l'ombra delle tende. Ma è la notte a regalare la magia più grande, il silenzio interrotto solo dal fruscio delle onde, il tepore della sabbia ancora calda e il cielo notturno che, lontano dalle luci artificiali, esplode di costellazioni. Eppure, il Ferragosto 2025 porta con sé anche nuove regole. Diverse amministrazioni comunali hanno introdotto limiti e controlli per preservare l'ambiente e garantire la sicurezza. Vietati i falò non autorizzati e l'uso di plastica monouso, mentre i campeggiatori sono invitati a rispettare rigorosamente le aree consentite. L'obiettivo è chiaro: mantenere intatta la bellezza dei litorali e assicurare che questa tradizione possa continuare senza danneggiare l'ecosistema. Il risultato è un Ferragosto più consapevole, ma non meno intenso. Le immagini di questi giorni mostrano una Sardegna viva, che celebra l'estate nel suo momento più alto, con un turismo che sceglie la semplicità e il contatto diretto con la natura. Un'esperienza che, per molti, è la vera essenza delle vacanze. Il suono del mare come colonna sonora, un cielo pieno di stelle come tetto e la libertà di addormentarsi sapendo che, al risveglio, la prima cosa che vedrai sarà l'orizzonte blu del Mediterraneo. Ferragosto in campeggio resta così un capitolo indelebile dell'estate sarda. Una tradizione che resiste al tempo, capace di unire giovani e meno giovani in un'unica, lunga notte di mare, amicizia e libertà.